Io devo ringraziare la signora Fausta Tocchio per la stanza di Jacopo, perché è veramente un luogo intimo dove le persone, i familiari di chi sta soffrendo, di chi è ricoverato in terapia intensiva, di chi ovviamente si trova in ospedale, hanno la possibilità, questi familiari, di avere un luogo intimo, un luogo dove si possono trovare, possono riflettere, possono leggere, possono stare tra loro tranquilli con intimità, e quindi questa grande possibilità che la signora ci ha dato e continua a darci con una serie di stanze di Jacopo che stiamo aprendo nei vari ospedali, dà il vero segno dell'umanizzazione della sanità e dei servizi sanitari. Assolutamente sì, ringrazio la signora Fausta, la sua famiglia, perché trasformare un grandissimo dolore, incancellabile dalla propria vita, come la perdita di un figlio, in energia positiva, in amore nei confronti della comunità attraverso la realizzazione di queste stanze, credo che sia un qualcosa di davvero straordinario che caratterizza una comunità, caratterizza un'azienda sanitaria, e quindi io non posso che ringraziare. Pensare che all'interno di questa stanza coloro che hanno dei familiari ricoverati possono trovare un ambiente protetto, accogliente, dove confrontarsi con i medici e magari anche affrontare momenti particolarmente delicati come la fine della vita del proprio caro, credo che sia qualcosa di davvero straordinario. Quindi il grazie va alla signora Fausta, al direttore generale Benazzi, ma soprattutto a Jacopo, perché ha saputo con la sua vita intanto regalare vita a qualcun altro donando gli organi, e poi attraverso i valori e l'amore che trasmetterà in questa stanza continuerà ad aiutare davvero tante persone.